23 minuti e mezzo, il risultato dicevo è ancora sullo 0-0 tra Padova e Vicenza, un bel derby iniziato all'attacco dal Padova, poi dopo un quarto d'ora si è fatto vedere anche il Vicenza, la partita è molto equilibrata. Subito le formazioni: Alessandro Dal Canto schiera il Padova con il 4-3-3, Cano in porta, Crespo, Cesar, Legati, Renzetti in difesa, Bovo, Italiano, Cuffa a centrocampo, De Paula, Ardemagni e El Shaarawy largo in attacco, 3-5-2 invece per il Vicenza, Russo tra i pali, Schiavi, Martinelli e Gianni sono i tre difensori. Adesso c'è il Padova in attacco, Renzetti, la palla in mezzo, il tocco sfortunato di un difensore, il pallone entra in rete, il Padova è in vantaggio sul cross di Renzetti, un rasoterra molto teso, c'è stato il tentativo di un difensore che ha alzato il pallone, che si è impennato e ha superato Russo, e quindi il Padova al 25esimo minuto è andato in vantaggio. Il gol che è stato propiziato da una discesa in velocità di Renzetti, che ha guardato verso il centro dell'area, ha messo in mezzo e un difensore, mi è parso Schiavi, ha toccato e il pallone Martinelli ha toccato il pallone e si è alzato e ha superato il portiere Russo. Imparabile questo tocco sfortunato del difensore, e quindi adesso il Padova al 26esimo minuto è in vantaggio per 1-0 sul Vicenza, l'ennesimo derby veneto, un derby molto sentito dalle due tifoserie. Linea Pescara. A Pescara il 26esimo di gioco, un minuto dopo Gessa per il Pescara il 2-0 del Padova al 38esimo minuto, El Shaarawy, quindi Padova 2 Vicenza 0. 38 minuti e 40, e come dicevo nell'intervento di prima il Padova si è portato sul 2-0, c'è stato un errore, un'indecisione della difesa del Vicenza, un cross da destra di Crespo, il tocco di testa a prolungare di De Paula, Cuffa non è riuscito a tirare al volo, ha acciccato un po' il pallone che però è arrivato sui piedi di El Shaarawy, che al volo all'altezza del dischetto del rigore ha superato per la seconda volta il portiere vicentino Russo. Un vantaggio pesante già al 38esimo del primo tempo, ma a questo punto, e per come sono andate le cose, meritato per il Padova. Il Vicenza in realtà ha fatto davvero molto poco in fase offensiva, e anche la sua difesa ha fatto parecchi buchi, e quindi il Padova è riuscito ad approfittarne. Adesso c'è una punizione di Paro verso il centro dell'area, il tiro da fuori di Gianni ribattuto dalla difesa, e il Padova tenta di uscire in contropiede. El Shaarawy sul lato sinistro del fronte d'attacco si libera, e Ardemagni verso il centro dell'area mette il pallone in mezzo, la deviazione di Gianni all'ultimo è riuscito a liberare, ma ancora una volta la difesa vicentina in grandissima difficoltà. 40 minuti di gioco, Padova 2 Vicenza 0, linea Pescara. 19esimo minuto, e qui il punteggio è cambiato ancora una volta al 17esimo, 2 minuti fa la terza rete del Padova con De Paula, c'è stato un cross dalla sinistra di El Shaarawy, De Paula lasciato liberissimo all'altezza del secondo palo, il tiro al volo con il destro imparabile per il portiere Russo, e quindi Padova 3 Vicenza 0. 31 minuti e mezzo, il risultato è Padova 3 Vicenza 0. Adesso c'è una punizione dalla tre quarti per il Vicenza, Mustacchio sul pallone, scusate, non è Mustacchio, il cross in mezzo, la deviazione, si accende una mischia, poi il tentativo di girata, il pallone che finisce in rete. Il Vicenza è andato in gol con Cellini, che è stato il più rapido a raccogliere la corta ribattuta del portiere. C'è stata una mischia su questo calcio di punizione, per primo il tiro ha bruscato il tentativo di girata, e poi il pallone è stato fermato da Cano, poi è arrivato sul palo la ribattuta, il tentativo di ribattuta di Cesar, ma il più rapido è stato Cellini, che ha messo dentro, e quindi adesso siamo arrivati al 33esimo minuto, il risultato è Padova 3
Vicenza 1. Linea Pescara. La punizione di Tulli ribattuta da De Paula e Tulli recupera il pallone, poi con il sinistro mette in mezzo ancora il Vicenza, una grandissima occasione ancora di testa Cellini sul secondo palo e la palla è uscita davvero di poco. Il Vicenza ha avuto la grandissima occasione per riaprire del tutto questo incontro, il pallone è uscito davvero di pochissimo e il Padova ha rischiato molto. Adesso l'ultimo cambio del Padova, dentro Rabito e fuori Ardemagni, un gran lavoro anche per il centravanti del Padova, anche se non ha avuto delle nitide occasioni da rete. 42 minuti e 15 secondi, Padova 3 Vicenza 1, linea Pescara. Padova, 1 minuto al termine, il tiro di Gessa sul primo palo, Bucchi prova il a colpire. 4-1 del Padova in contropiede, De Paula ha fatto metà campo, palla al piede sul lancio di Italiano e poi è entrato in area freddissimo. Sansovini. Sì, qui mancano 50 secondi, dicevo, della quarta rete del Padova, il lancio di Italiano dal limite della sua area di rigore, De Paula è scattato ancora dentro la sua metà campo, è partito in velocità, rincorso inutilmente da Schiavi, ha fatto 50 metri, palla al piede, ha aspettato l'uscita di Russo, è molto freddo, ha infilato con il destro e ha messo dentro la quarta rete del Padova e quindi qui è gran festa tra i tifosi padovani che con questi 3 punti vedono la loro squadra raggiungere il Vicenza e avvicinarsi molto alla zona playoff. Siamo a 48 minuti e 50 secondi, pochi secondi alla fine di questo incontro, l'arbitro guarda il suo cronometro, il Vicenza continua a manovrare, Italiano sulla metà campo ferma gli avversari, ancora un vicentino che va al tiro dal limite, bella la conclusione, però proprio adesso l'arbitro fischia e qui a Padova il Padova ha battuto Vicenza nel derby per 4-1 a Pescara.